Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo di agriturismi. Lo facciamo con la nostra ospite Giulia Lovati Cottini, che è presidente di Agriturist Veneto. Giulia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie di essere con noi. La prima domanda che vorrei farle è come è andata questa stagione estiva nel vostro settore? Ma direi che il settore abbia retto bene, sia per quanto riguarda l'alloggio, sia per quanto riguarda la ristorazione, perché l'agriturismo può svolgere queste due attività. Nell'attività dell'alloggio abbiamo avuto principalmente ospiti stranieri. Gli ospiti italiani sono concentrati forse più nei 15 giorni centrali di agosto e lo straniero allunga un po' la stagione per noi. Riscontriamo comunque una voglia di stare sempre più in spazi aperti, all'aria aperta, e l'agriturismo in questo si presenta bene e accoglie in maniera adeguata l'ospite, direi. Per quanto riguarda la ristorazione, anche qua abbiamo una crescita del settore e direi anche una differenziazione anche in questo caso per quanto riguarda l'ospite che viene a trovarci. Trovo che ci sia stata negli ultimi anni un'evoluzione all'interno dell'agriturismo. Stiamo crescendo in termini di quantità e qualità. Quantità per quanto riguarda i piatti offerti all'interno della nostra ristorazione. Sì. Di qualità, nel senso che offriamo sempre di più dei piatti, diciamo, ricercati, sempre legati alla tradizione, ma più ricercati. Questo non è solo forse una nostra esigenza, ma è proprio la consapevolezza del cliente che ce lo sta imponendo, nel senso che il cliente ha imparato a mangiare bene, forse, e quindi ci stimola a fare sempre un po' meglio. È un cliente La difficoltà attento sia alla ristorazione che all'alloggio. assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti devo dire che stanno crescendo gli agriturismi per quanto riguarda l'alloggio, anche con piscina, con alcune colazioni più ricercate, con dei servizi maggiori da offrire all'ospite. In questo caso ringraziamo, possiamo anche svolgere delle attività di turismo rurale all'interno delle nostre aziende, quindi possiamo incrementare l'offerta esperienziale per i nostri ospiti. Possono fare delle esperienze proprio manuali, di giri a cavallo, in bicicletta, quindi veramente ci stiamo specializzando in altre attività collaterali. A fronte di tutto questo, guardando invece all'autunno, che è una stagione forse differente rispetto all'estate anche come tipologia di turismo. Allora, sì, l'autunno sicuramente è differente, in quanto si viene a lavorare più durante il fine settimana rispetto alla settimana intera. Questo ci permette anche un po' di tirare il fiato, perché l'estate è particolarmente impegnativa per gli operatori agrituristica, in quanto è un'attività collaterale e non dimentichiamo che abbiamo tutta l'azienda agricola comunque sulle spalle. Ehm, Direi di sì, nei weekend sicuramente c'è un turismo più locale forse, o più italiano, sicuramente. Reggono molto bene le città d'arte, quindi piace molto l'idea di potersi visitare durante il giorno e ispirarsi in un ambiente più tranquillo e all'aria aperta, come dicevo prima, durante le volte che ho finito di visitare, si vuole riposare. E quindi sì, però regge di solito vedo le previsioni fino al Ponte di Tutti i Santi riusciamo ad avere un buon numero di occupazione negli alloggi. Regge anche la ristorazione, sempre dopo le crisi, adesso riprendono tutte le feste, le occasioni delle famiglie per ritrovarsi, le cerimonie, quindi
direi che il settore stia andando abbastanza bene.